Alla presenza del questore di Agrigento Mario Finocchiaro ha preso il via ieri presso lo stabilimento balneare della Polizia di Stato di San Leone la terza edizione del Caffè Letterario sulla strada della legalità. L'associazione Emanuela Loi ha programmato quest'anno 11 appuntamenti. Per l'inaugurazione si è scelto il libro Sisili, scritto dal trapanese Vito Piazza. L'8 luglio allo stabilimento della Polizia di Stato sarà la volta dei poeti agrigentini. Il caffè letterario chiuderà i battenti il 2 settembre con Fabio Fabiano. Vito Piazza oggi al caffè letterario qui a San Leone per presentare il suo libro Sisili. Sì, devo dire che mi sento onorato per due motivi, sia per chi mi ha invitato, sia perché sembra che apra la stagione letteraria. Il titolo innanzitutto completo sarebbe Sisili, ciascuno porta sé fanciullo come una spina nel cuore. Il fatto è che questo fanciullo che ci portiamo dentro, anche quando si emigra, si va via, uno continua a vivere in quel mondo, in quello stato mentale che ha creduto di abbandonare, ma che in realtà si porta con sé. Si inaugura questa sera la terza edizione del caffè letterario sulla strada della legalità. Sì, appunto, come dice lei, la terza edizione. Da 3 anni stiamo portando avanti questa iniziativa in questa struttura della Polizia di Stato che da tanti anni è stata insediata, ha avuto alterne vicende, sono stati degli anni è stata chiusa, ora anche lì da 3 anni siamo riusciti a riaprirla ed è funzionante, anche quest'anno fra qualche giorno sarà pienamente funzionante. L'iniziativa si muove nell'ambito di quella che è la filosofia della Polizia di Stato. La nostra amministrazione punta molto a diffondere una cultura della legalità diffusa appunto nella cittadinanza, nella convinzione che possiamo fare meglio il nostro lavoro, possiamo raggiungere risultati migliori se c'è una consapevolezza, una coscienza sociale attenta alla legalità, e quindi facciamo una serie di iniziative che sembrerebbe per un organo di polizia qualcosa di estraneo, ma non lo è. Non lo è perché rientra tutto in quella complessiva opera volta ad affermare la superiorità della legge, e quindi che poi è la condizione indispensabile per una convivenza civile e per uno sviluppo sociale sempre maggiore. Il caffè letterario, questo organizzato dalla Questura di Agrigento, rappresenta un momento importantissimo di incontro tra i cittadini e la polizia, ma rappresenta anche un momento di valorizzazione di tanti nostri autori e a me pare un fatto importante.